La stagione è quella della zucca e io ci faccio una lasagna. Besciamella, un po' di noce moscata, zucca stufata, cipollotto, una punta di aglio e una punta di peperoncino, provola affumicata, parmigiano grana padano, lasagne all'emiliana, una macinata di pepe e buon appetito. Ci tagliamo la provola, bella. La pasta va cotta, acqua salata, 1 minuto di acqua e poi acqua fredda, sempre salata. Tamponi con un bel panno pulito che non sappia di detergente. Terrina imburrata con un leggero strato di questa bechamel. Cominciamo a mettere la lasagna. Io a questo punto comincio con la zucca. Cari pizzaioli, non me ne vogliate, non usate la zucca come se fosse una passata di pomodoro, non lo è. Bechamel, diamo di provola affumicata, una bella presa di parmigiano, un po' di pepe fresco. Chiudiamo e infine ci mettiamo un bel tappo. Ci mettiamo un altro pochino di provola e un po' di parmigiano grana. Adesso via nel forno per circa 45 minuti, 160-170 gradi, così evitiamo una cottura troppo decisa, un po' più dolce soprattutto con la zucca. Ci sono, le lasciamo riposare. Vai. Questa per me è una lasagna e fate i bravi.